buongiorno a tutti, io sono Alberto De Cesaro e sono uno studente dell'ITS Meccatronico Veneto, in particolare della sede di Treviso, e sono qui per presentarvi oggi il nostro progetto. Libertà di vivere, Freedom of Living, nasce come dispositivo in grado di aiutare persone con problemi di insufficienza respiratoria. Circa 10.000 casi in Italia, c'è mercato. Detto questo, abbiamo iniziato col contattare una ditta che si chiama Eureka System, i quali sono stati dei partner per il supporto tecnologico, e Auser invece è un'associazione del territorio, e dopo alcuni colloqui con questi soggetti è emerso che queste persone hanno un grosso problema di mobilità, tendono sempre di più a rinchiudersi in casa. Detto questo, abbiamo iniziato col capire bene le problematiche, stendere i primi bozzetti, dopodiché abbiamo creato dei modelli per capire qual era la soluzione migliore da adottare. Subito dopo siamo partiti con la progettazione e con la realizzazione del primo prototipo. Il nostro team è composto da 6 persone e siamo comunque supportati dai docenti. Passiamo alla parte un po' più 4.0 del nostro prototipo. Questo ha il grande vantaggio di ridurre lo sforzo impiegato dalla persona, come una bici elettrica. Infatti sono presenti 4 motori. Inoltre, come potete vedere, ci sono dei braccetti di sollevamento che permettono il superamento di vari tipi di barriere architettoniche, come le scale. Inoltre stiamo anche inserendo un display nel quale possiamo leggere durata della batteria e i tempi di ricarica. La parte forse più 4.0 è l'invio di un messaggio nel caso il carretto si ribalti. Perciò una persona cara magari riceve questo messaggio con delle dettagliate informazioni per poter andare appunto a soccorrere o a verificare come sta il soggetto, insomma. Avanzamenti futuri saranno sicuramente l'inserimento di sensori per la rilevazione di dati fisiologici in locale e in remoto. Questo riassume brevemente il nostro progetto. Vi ringrazio per l'attenzione.